c'erano. Aggregazione, gratis, live, sempre e ovunque. Calcionapoli 24 TV sarà la prima community mondiale che supera le barriere geografiche e i confini del web. Un progetto completamente dedicato ad una squadra di calcio H24, perché la fame di sapere non dorme mai. Affidabilità, competenza e velocità. Saremo sempre al tuo fianco, su PC, device mobile e in TV. Saremo il tuo buongiorno prima del caffè e la buonanotte prima di sognare le vittorie della tua squadra del cuore. Prenderemo per mano la squadra accompagnandola in casa o in trasferta, nella gioia delle vittorie o nel passo falso delle sconfitte, al di là del risultato. Calcionapoli 24 TV, mai più senza. Amici sportivi, tifosi del Napoli, un buon pomeriggio da Ciro Novellino. Ci ritroviamo con consueto appuntamento con il filo diretto targato CN24 TV. Un buon pomeriggio ovviamente sempre ad Emanuele Bernardo in cabina di regia. Oggi giornata torrida per quanto riguarda la temperatura esterna, ma torrida anche per quanto riguarda il calciomercato del Napoli. E sì, perché oggi è il giorno di Salvatore Sirigu, che questa mattina ha svolto le visite mediche ed è pronto ovviamente ad essere ufficializzato dal Napoli. Arriverà per quanto concerne il ruolo di 12° uomo, ma sarà ovviamente calciatore importante per questo Napoli. Oggi una domanda semplice: Kepa o Navas? Sirigu, appunto già citato in precedenza, Raspadori e Simeone. È un Napoli più forte? 081 353 4588 per poter chiamare in diretta, ma ovviamente come sempre potete anche andare sul nostro canale YouTube, scrivere il vostro messaggio, o anche sul canale Twitch, dove sarà possibile anche in quel caso scrivere i vostri messaggi, che sarò pronto a leggere in diretta. Chiamate 081 353 4588, come ha fatto Edoardo. Pronto? Buonasera, Ciro, ti sento male. Ti sento male. Senti, Edoardo? C'è l'eco. C'è l'eco perché forse hai il televisore acceso. C'è un problema. Allora per io ti sento bene. Il Napoli, questi Sì. acquisti, mi ascolti? Sì, ti Allora, sento. per quanto riguarda il Napoli, questi acquisti non è arrivato ancora Raspadori, ancora deve venire. Simeone ancora deve venire, Navas ancora deve venire, e solo sicuro per il momento. E ti rispondo, perché finché non è chiusa una trattativa c'è da aspettarsi tutto. Però, allora, poi ti faccio una domanda io a te, no? Ho visto le 4 amichevoli del Napoli, penso che l'hai viste pure tu. Sì. Allora, chi è stato il top player e flop del Napoli in questa amichevole? Il top del Napoli è stato sicuramente Kvaratskhelia, per me. Il flop del Napoli dipende, perché per esempio io so dove vuoi arrivare, ma non credo che sia soltanto Meret stato, diciamo, il flop di queste gare, nel senso che anche altri calciatori hanno deluso le aspettative, magari non sempre, ma nella maggior parte dei casi. Scusa Ciro, però
Ti sento un po' male, eh? Sento l'eco dentro il telefono. Io ti sento bene. Ti sento Io bene. non tanto. Comunque, allora, il flop del Napoli, puoi ripetere, scusa? Ho detto così che per me il flop è Meret, ma ci sono anche altri calciatori che invece non sono flop. Però secondo me penso di aver capito qual è il tuo problema. Tu devi sentire dal telefono, non da YouTube o dal televisore, altrimenti c'è l'eco. Mi senti? È caduto Edoardo. Peccato, peccato. Magari prova a richiamare, caro Edoardo. Magari era quello il problema, legato al vederci appunto su YouTube e ovviamente lo sapete, sul canale YouTube c'è un leggero ritardo rispetto invece a quanto accade nel televisore, ma ovviamente ancora di più rispetto al telefono e all'appunto cornetta. Allora, vediamo qualche altro messaggio, o meglio, leggiamo i messaggi. Sarà un Napoli nettamente più forte, dice Jenny Lopez, di ufficiale non c'è ancora nulla. Nicola Rinaldi, no, non c'è nulla, solo Sirigu al momento pare stia facendo le visite questa mattina. Ha fatto le visite mediche Salvatore Sirigu, Jenny Lopez, siamo ai dettagli per tutti. Peccato che nessuno di loro è arrivato, dice questo amico che si firma Gabriel Battistuta, da Spadori più Simeone vedremo. Io credo che per quanto concerne la Spadori più Simeone, come diceva questo amico Nicola Rinaldi, c'è da dire che Raspadori, lo sappiamo, la trattativa sta andando avanti, c'è stata un'ulteriore offerta, la richiesta del Sassuolo è davvero molto alta, si parla di 40 milioni, qualcosa in più, Napoli ha provato ad arrivare fino anche a 35, se non vado errato, dalle ultime notizie, più l'inserimento anche di Petagna, però non si è trovata la quadratura del cerchio. Ecco perché allora il Napoli continua a lavorare e si cerca di trovare una soluzione. Facciamo una cosa, fermiamoci giusto per un piccolo break pubblicitario e torniamo. Eccoci qua, ve l'avevo detto, proprio un piccolo break pubblicitario, rientriamo subito e corriamo subito al telefono. C'è Rino, pronto? Rino, mi senti? Io non so se ho problema audio, chiedo consiglio, ovviamente. Niente, non c'è più, è caduto Rino. E allora speriamo non si sia fatto nulla di niente di male, Lo ritroviamo da qui a breve magari. Torno a leggere qualche altro messaggio, vediamo. Ancora, il tifoso del Napoli non sa aspettare, dice Jenny Lopez. Io non credo se non vedo le ufficialità, dice Nicola Rinaldi. Ancora Pasquale Avallone. Per ora Jenny non è più forte e tu lo sai che sono dei pochi. Non riesco a capire, forse parlano di qualche altra cosa scritta magari in precedenza. Secondo me resta Meret con Sirigu, dice Cristian Ferraro, e questa è un'altra chiave di lettura interessante. Perché dico un'altra chiave di lettura interessante?
perché effettivamente noi abbiamo sempre detto dall'inizio della stagione, no? O meglio dal termine della stagione scorsa, che nel caso in cui Meret fosse rimasto e avesse firmato il rinnovo di contratto, il Napoli avrebbe appunto preso un portiere alla Salvatore Sirigu, se non proprio Salvatore Sirigu, che è un portiere che può appunto dare una grossa mano, fare da chioccia ad Alex Meret, farlo crescere e giocare con continuità. Ora, il dubbio che viene ovviamente un po' a tutti è se ci ritroviamo con Salvatore Sirigu in rosa e Meret non ha ancora appunto firmato il rinnovo, ma il Napoli comunque tratta Kepa e Keylor Navas. Allora vi chiedo, che cosa accade? Cosa farà Alex Meret? Andiamo al telefono, c'è Gennaro, pronto? Pronto Ciro, ciao, buon Pronto? pomeriggio. Gennaro? Sì, ti sento Ciro, però sento un ritorno, Pronto? Io non so se Ciro? Emanuele mi puoi aiutare tu, Pronto? perché non riesco a sentire neanche Ciro? Gennaro in questo Ciro, mi momento. senti? Non so se è un problema legato a me oppure magari mi puoi dire qualcosa. Non sento Gennaro io. Nel frattempo comunque vi ricordo ancora che Salvatore Sirigu ha fatto le visite mediche quest'oggi, ha sostenuto appunto questa mattina le visite mediche. Noi ovviamente cerchiamo di trovare una soluzione riguardo appunto l'audio. Io non riesco a sentire nulla nelle mie cuffie, quindi vado avanti ad oltranza e vedo che stanno aumentando gli abbonati allo stadio, dice Jenny Lopez. Daniele Gargiulo, ma Sirigu, come stavo dicendo, ha fatto le visite mediche questa mattina. Poi sicuri che arriva uno tra Navas e Kepa, dopo l'acquisto di Sirigu credo rimarremo con Meret titolare. Questo è quello che dice quest'altro amico napoletano. Se va via Fabian e non viene sostituito siamo più deboli, dice Nicola Rinaldi. Pasquale Avallone, io penso che preso Sirigu come portiere non arriverà più nessuno. Meret sta per uscire, dice Jenny Lopez. Con Navas, Simeone e Raspa niente male, ma bisogna vedere chi viene al posto di Fabian. Tempo al tempo si sta facendo il possibile per Navas prima di Verona, dice Jenny Lopez. Ancora Daniele Gargiulo, Sirigu quando firma? Io credo che nelle prossime ore dovrebbe arrivare la firma per il giocatore. Ancora, vediamo. Andiamo su calcionapoli24.it perché dovrebbe esserci un'ultima ora legata a Raspadori. E infatti è Ciro Venerato. Noi andando appunto su calcionapoli24.it in home page, Raspadori Napoli in serata, telefonata decisiva De Laurentiis a Carnevali per il Sassuolo, pronto Pinamonti. Scendiamo nel dettaglio di ciò che riporta Ciro Venerato a calcionapoli24.it e fa sapere appunto Venerato. Prendiamo la notizia nel dettaglio. Eccola qui. Allora, Ciro Venerato dice: ultime notizie sulla trattativa Raspadori. Poche ore fa l'agente Tullio Tinti ha chiamato l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali comunicandogli che in serata De Laurentiis lo contatterà per aderire o meno alla sua richiesta economica, 35 milioni più 5 di bonus. Nel frattempo Carnevali avrà un vertice con l'Inter per definire l'ingaggio di Pinamonti. Marotta, rientrato ieri dalle vacanze, ha fretta di chiudere il trasferimento. 20 i milioni da corrispondere ai nerazzurri, con il Sassuolo che quindi prende Pinamonti per 20 milioni, ma ne ha incassati sostanzialmente, se dovesse il Napoli pagare 35 più 5 di bonus, ben 40 milioni di euro per Raspadori e 40 per Scamacca. Sarebbe una plusvalenza un plus di 60 milioni di euro rispetto ai 20 che sono stati spesi. Questa quindi la notizia relativa a Carnevali. Però attenzione, perché tra qualche minuto troverete anche sempre su calcionapoli24.it un'altra notizia che riguarda sempre Ciro Venerato e riguarda appunto Giovanni Simeone, figlio appunto di Diego Pablo Simeone. Domani si proverà a chiudere. Novità sulla formula. Vi invito tra 5 minuti a seguire noi ovviamente in diretta, ma andare su calcionapoli24.it per ascoltare, per leggere
quelle che sono le parole di Ciro Venerato, giornalista RAI, esperto di mercato RAI, che riguardano appunto quest'altro calciatore. Andiamo al telefono, c'è Giuseppe, pronto? Ciao Ciro, buonasera. Niente, io non sento neanche Giuseppe. Ciro, Non mi so senti? se, ripeto, è un problema mio, Ciro, mi però senti? io non sento neanche Giuseppe. Ciro, mi senti? Pronto? Ciro, mi senti? Pronto Giuseppe? Sì, Ciro. Pronto? Pronto? Se Emanuele Bernardo mi dà l'ok, facciamo una cosa, ok, perfetto, andiamo in pubblicità, ci fermiamo fra un attimo, torniamo subito. Eccoci qua, rientriamo in diretta, un po' di inconvenienti in questa prima parte di filo diretto, un po' di problemi tecnici che riguardano le mie cuffie e quindi di conseguenza non siamo riusciti a sentire le prime telefonate arrivate. Ovviamente vi invito a telefonare allo 081 353 4588, Kepa, Onavas, Sirigu, Spadori e Simeone. Questa è la domanda. Rino, c'è Rino, andiamo al telefono, pronto? Rino? Rino, mi senti? Niente, Manu, io non sento nulla. Non so se Rino mi sta ascoltando. Niente, non so, anche perché io sentivo sotto in lontananza la mia voce, quindi vuol dire che probabilmente ci stava ascoltando in qualche modo, però non ha risposto al telefono. Allora andiamo avanti, in questa puntata di oggi scoppiettante come non mai. E allora, sono un lupo, dice, raga, allora sono appena venuto in questa live, secondo voi tra Kepa e Navas chi viene? Lo scopriremo solo vivendo, aspettiamo. Ancora, vediamo qualche altro messaggio. Andiamo. Allora, Giovanni, anzi, prima Gebrostrino dice: Fabian verrà sostituito? Io credo di sì. Fabian verrà sostituito. Torniamo al telefono, c'è Gennaro, pronto? Ciao Ciro, buon pomeriggio. Oh, adesso ti sento. Pronto? Ti sento Mi senti? basso, magari Emanuele se riesci ad alzare un po' il volume, Ciro, perché lo mi sento, ma lo senti? sento basso. Sì, ti sento. Gennaro? Meno male, riesco a parlare. Allora Ciro, se le cose stanno così, è un Napoli giustamente è quello che ci aspettavamo. Sirigu, Raspadori e Simeone, già si comincia a vedere un'altra facciata della squadra. A questo punto bisognerebbe solo sostituire
e secondo me è facile o con Barak o con Mandez l'uscita di Fabian, e poi bisognerebbe sistemare Petagna e un asse, da non togliere assolutamente Zerbin, perché una rosa di attaccanti, Lozano Politano sulla destra, Zerbin uguale a Scheira sulla sinistra, e con tre centrali, Raspadori, Osimhen e Simeone, l'attacco sta benissimo. Sostituendo con Baracco, con Mandez, Fabian, la difesa, i portieri, a bene o male, Sirico ormai è sicuro, e Meret non lo so come andrà a finire, se lo daranno in prestito, perché vedo che ci sono delle incomprensioni, non so, su una clausola, leggo, e quindi automaticamente a questo punto dobbiamo solo aspettare il campo e vediamo un pochettino. L'importante è partire bene con le prime partite, e questo ce l'ha Spalletti, questo ce l'ha, poi vedremo un pochettino. Io vedo in difficoltà molte squadre italiane, soprattutto quelle di testa, escluso il Milan, gli altri pure hanno dei problemi di assestamento. Vediamo. Inizia Io colgo la l'occasione giostra, con vediamo l'amico poi, Gennaro al anche se a telefono noi di fino a di questo dare anche momento un ci avevano altro annuncio. relegato diciamo in un posto non addirittura dietro la Roma. Vediamo un pochettino come andranno le cose. Ciro, ti saluto, non per Grazie, niente, perché Gennaro. voglio dare spazio ad altri, altrimenti qualcuno dice che noi siamo sempre i soliti. Quando si faranno loro una televisione personale sarà solo Stai loro, tranquillo, ma noi siamo Gennaro, stai affezionati e tranquillo. tutti quanti uguali. Ciao Stai Ciro, tante tranquillo, cose, ciao. grazie. Ciao Gennaro, grazie. Allora, stavo dicendo che i nostri amici, per chi non lo sapesse, si riparte con anche Calcio Napoli 24 live, per quanto, o meglio, con Calcio Napoli 24 in live per quanto concerne le esterne dallo stadio. Cominciamo da Verona, proprio dallo stadio Bentegodi, perché domenica ci sarà il sottoscritto inviato, o meglio lunedì ovviamente di Ferragosto, ci sarà il sottoscritto inviato dall'esterno dello stadio Bentegodi per raccontarvi la voce dei tifosi, far sentire la voce dei tifosi ed essere voi partecipi da casa di quella che poi è la prima gara stagionale del Napoli ufficiale in campionato, la prima appunto uscita stagionale ufficiale degli azzurri, visto che fino adesso si è giocata soltanto una gara, qualche gara amichevole, nella precisione 6 appunto gare amichevoli. Torniamo subito al telefono, c'è Tony. Ciao Ciro, buon pomeriggio. Ciao Tony. La chiamata quotidiana, mi senti? Sì, ti sento. Ah, meno male. Allora Ciro, secondo me non viene né Kepa né Navas. Secondo me non viene, ormai già alla squadra in partenza per Verona, quindi secondo me rimane Meret. Poi voglio dirti una cosa, e ragioniamo un attimo. L'anno scorso in Napoli pronti via 10 partite, 10 vittorie. Chi giocava sotto punto? Diciamo sotto punto, un termine che a me non piace, mezza punto. Chi giocava? Zelisci. Ma non è più buono Zelisci. Ma spendendo soldi per questi raspatori. Invece di spendere questi soldi per raspatori, che ora perdiamo pure, speriamo di sì, perché guadagniamo qualcosa, a Fabian Ruz. Quindi i soldi di raspatori, i soldi di Fabian Ruz, ma possiamo prendere 3 attaccanti, uno più forte di un altro. Perché uno a me piace molto Belotti, che ha fatto sempre gol, ha avuto un anno difficile, vabbè, e lo vedo molto più forte di Simeone, secondo me. Al limite potresti prendere Delofleo, ma quello Spalletti secondo me non lo vuole. E tu vedi quanti soldi che risparmi. E nel frattempo io batto sempre per un terzino destro, perché quel povero Di Lorenzo non può giocare tutte le partite, tutte e 60 le partite. Che ne pensi? Ciao. Penso che per quanto concerne Simeone, io ti dico la verità, è un calciatore che stimo e secondo me può fare bene nel Napoli, perché è davvero molto forte. Poi è un calciatore diverso da Victor Osimhen. Per quanto concerne Raspadori, io lo prenderei. Giacomo Raspadori è un calciatore forte. Sono d'accordo con te che dici
Zelinski ha giocato dietro le punte, ma Zelinski l'anno scorso dietro le punte non ha fatto bene. Quindi l'idea di Spalletti era quello proprio di indietreggiarlo all'interno della linea di centrocampo a 3 e farlo fare la mezzala a sinistra, sfruttando le sue qualità che sono quelle di inserimento. Quindi potrebbe essere quella la soluzione con Raspadori, che eventualmente giocherebbe sia sulle fasce ma anche alle spalle all'occorrenza di Victor Osimhen. E quindi ho disposto a queste due. L'altra, se non vado errato, riguarda Zanoli o quantomeno un vice Di Lorenzo. Sono d'accordo con te quando dici che Di Lorenzo non le può giocare tutte. Credo che però il Napoli abbia deciso di puntare su Alessandro Zanoli come alternativa di Giovanni Di Lorenzo, anche perché sa che Di Lorenzo non ne salterà tantissime, quindi potrebbe ovviamente bastare Zanoli, fermo restando che una squadra importante effettivamente andrebbe a colmare forse quella piccola lacuna. Però io do un'altra priorità rispetto al terzino destro che possa sostituire Di Lorenzo, e ti dico che io prenderei più un sostituto di Anghissà. Ecco, visto che Fabian Ruiz è il prescelto ad uscire, a questo punto penso che Diego Demme possa restare e di conseguenza io andrei a prendere nel gioco delle coppie un calciatore che possa sostituire Zambò Anghissà. Chi? Credo che Nandez possa fare al caso del Napoli. Tony? È caduto anche Tony. Allora, andiamo a vedere qualche altro. Penso di essere stato esaustivo però nella risposta. Ancora tanti messaggi oggi, ci state davvero scrivendo in tantissime. Io ovviamente vi ringrazio per la vostra attenzione. Allora andiamo a vedere qualche altro messaggio. Simeone, ho appena parlato di Simeone. Fabiano è stato ceduto, ancora no, però c'è Emilio al telefono. Allora andiamo al telefono. Pronto? Ciao Emilio. Ciao, senti, scusami, ma sì, per far contento i napoletani cosa bisogna fare? Mo arriva Sirico, Raspadore, Simeone e nemmeno va bene, perché ce n'è sempre una. Ma non lo so, vuoi il terzino destro, vuoi il terzino sinistro, ma che diavolo, ma vogliamo fare i tifosi o no? Ma io non riesco a capire queste lamentele inutili, tutti allenatori, tutti che vogliono fare, tutti presidenti, mamma mia, ma diamo fiducia a questo Napoli, diamo fiducia. E che? Effettivamente bisognerebbe dare più fiducia, però caro Emilio, io mi rendo anche conto che in questo momento specifico il tifoso del Napoli in generale è un pochino deluso dalle tante Ma deluso di che cosa? Scusa. Deluso dalle di che trattative cosa? saltate, dalle cessioni, dai Il calciatori Napoli partiti. se ne sono andati, perché ne ha venduto uno solo di tutti quelli che se ne sono andati. Uno solo ne ha venduti. Nessuno è voluto rimanere perché sono andati dietro ai soldi. Ma il Napoli li ha sostituiti tutti quanti e non è che sono dei scappati di casa che ha preso. No, assolutamente. O no? Sì, sono d'accordo. Allora, ti dirò, il Napoli ha lasciato però andare via giocatori come Insigne, come Gulam, come Ha Luis lasciato Mertens, andare come via. Ospina. Ma perché gli davi Sì. 10 milioni il Napoli a Insigne? Ha fatto No, una però scelta, se n'è andato in Canada. ma gli è scaduto, Se n'è andato a gli è prendere scaduto il 10 contratto milioni in però. Canada. Sì, però gli è scaduto il contratto, cioè io intendevo quello. Napoli ha lasciato andare calciatori in scadenza di contratto, mi riferivo a questa Ma cosa non qui. l'ha lasciato andare, non hanno voluto rinnovare. Ma di che stiamo parlando, ragazzi? Diciamo la verità. Perché Insigne non gli è stata fatta l'offerta? L'ha accettata? No, non l'ha accettata. Sì, gli è stata fatta e non l'ha A accettata, Mertens come non gli è stata Mertens fatta ha ricevuto... l'offerta? L'ha accettata? Esatto, No, non sì, l'ha sì. accettata. No. Allora, Certo. di chi stiamo parlando? Fabian ha deciso di non rinnovare, perché se ne vuole andare. Ma che deve fare? Gli deve mettere le catene
alle caviglie, che deve fare? Ma vogliamo ragionare o no? Boh, non lo so. Sì, ho capito il tuo ragionamento e in parte mi trova anche d'accordo, però io allo stesso tempo dico ci sono delle cose che probabilmente devono essere ancora fatte, perché questo organico Certo che non è devono più essere forte di ancora quello dell'anno fatte. scorso, Ma diamoci tempo, in questo momento. diamoci la possibilità di farle. Ma no, una continuazione alle critiche. Ah, ha incassato tanti milioni, mo deve fare questo, deve fare quello. Ma di che cosa stiamo parlando? Ma la società si deve pure sostenere, non c'è nessuno alle spalle. E poi vediamo il Milan che c'ha debiti, l'Inter che c'ha debiti, la Juve non ne parliamo, che mettono i soldi in tasca e mettono 400 milioni. Ma ci rendiamo conto, no? Sì. Comunque sta in Champions, comunque, e che diamine? Sì. Boh, vabbè. No, su questo sono d'accordo. Però Ti sai, ringrazio, il tifo è e bello, alla prossima. il tifo è bello proprio per questo. Grazie. Ciao Emilio. Dicevo, il tifo è bello per questo, no? Perché il tifoso si lamenta, il tifoso vuole la perfezione, vuole vincere, cerca... poi ovviamente bisogna accontentarsi in alcune circostanze, capire che cosa può accadere all'interno di una stagione, quindi c'è una situazione che è abbastanza poi in divenire nell'arco di un calciomercato piuttosto che di un campionato intero, perché il tifo e il tifoso spesso oggi è legato ai risultati piuttosto che alla crescita, piuttosto che il tifoso vuole vincere, vuole tornare a casa, e quello del Napoli lo fa sicuramente, tornare a casa contento se il Napoli ha vinto, dispiaciuto se il Napoli non ha portato a casa i 3 punti. Quindi ci sta questo tipo di ragionamento da parte di Emilio, e io lo capisco, lo comprendo, in un certo senso sono anche abbastanza d'accordo su quanto ha detto il nostro amico in precedenza. Certo è che una quadratura in alcuni casi deve essere trovata, bisogna cercare di risolvere alcune problematiche, ma torniamo subito al telefono perché c'è Nicola da Verona. Pronto? Sì, pronto? Ciao Nicola. Senti, niente, volevo fare un appunto alla dirigenza del Napoli. Volevo sapere perché si fa trovare sempre impreparata in determinate occasioni. Lo abbiamo perso. Richiamaci caro Nicola, che ti abbiamo perso proprio sull'appunto, non siamo riusciti a capire l'appunto. Nel frattempo voglio leggere però qualche altro messaggio. Dice questo amico napoletano, dice allora, l'importante è che non siano Nandez o Barak, ma invece Nandez e Barak sono 2 calciatori forti, cioè Barak soprattutto io penso che possa essere un ottimo colpo. Frattesi dice un ottimo colpo, ma non c'è nulla per quanto concerne Frattesi. Fabian, l'abbiamo appunto già detto. Faber GT dice se paghi un calciatore quasi 40 milioni non può essere un'alternativa. No, infatti deve giocare a quel punto. Se torni a 4-2-3-1 devi avere almeno un esterno più difensivo, e sono d'accordo anche su questo, perché Politano e Kvaratskhelia non lo sono. Spalletti giocherà mai con Lozano, Raspa, Kvara e Osimhen? Solo, dico io, se bisognerà recuperare qualche risultato. Non credo che questi 4 insieme possano partire, perché lo scorso anno il problema con Dries Mertens era proprio la mancanza di equilibrio. Quindi credo che possa non essere una notizia, o meglio, non può essere un'alternativa a questo tipo di modulo. Allora, vediamo. Voglio andare, prima ve lo stavo dicendo e quindi adesso possiamo tranquillamente prenderla questa notizia. Rai, Ciro Venerato, fa sapere che ceduto Petagna al Monza, domani il Napoli proverà ad assicurarsi Simeone, l'offerta è pronta, 2 milioni di prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 12, Napoli ribadirà
di non voler inserire l'obbligo se non fosse a determinate condizioni. L'ultima parola spetterà al Verona e al presidente Setti. Questa è la notizia che riporta Ciro Venerato, mentre un'altra notizia è quella di Fabian al PSG, è solo questione di tempo, pronti per il Napoli 25 milioni di euro. Pronto? Anche Edoardo, andiamo al telefono. Sì, no, ma stavi Eccoci Edoardo. meglio sull'isola dei famosi, si sentiva meglio. Ero quelli delle forte, stavo al fresco, qua si muore dal caldo. No, vorrei rispondere, un minuto mi dai, a Messina, no? Che ha detto il fatto che il Napoli facciamo troppa confusione noi tifosi, ciò che fa il Napoli. Il fatto sta, non è che il Napoli ha perso questi 4 giocatori è il problema, ma perde tutti e 4 insieme. Cioè, può darsi che una società programma dei contratti che scadono tutti e 4 insieme, fammi capire. Sì, perché ci sono delle scadenze che... Dici? Sì, dicevo, ci sono delle scadenze, i contratti scadevano tutti nella stagione 21-22. Per esempio nella prossima stagione 22-23 ne scadranno degli altri. Ho capito, ma non si possono fare 4 calciatori fondamentali tutti e 4 insieme, scusami. Chi li fa questi contratti? Non ho capito. Dipende dagli accordi. Che? Dipende dagli accordi, Edoardo. Ho capito gli accordi, Ciro, però quando io programmo una società, uno lo prende a scadenza, 2 a scadenza, 3 a scadenza, ma almeno uno tienilo, tutti e 4, non riuscite a fare un contratto, rinnovare un contratto a nessuno dei 4. Può essere, qualcosa c'è, o è l'avvicinamento. Non sei riuscito a rinnovare il contratto a nessuno dei 4. Questo è l'argomento, secondo me. Questo è il punto focale. È l'ammutinamento che c'è stato, magari ha fatto una sola spazzatura, ha mandato tutti via. Per quanto riguarda tu il requisito qua, stavo dicendo prima, Sirigu, Raspadori, Simeone, fino adesso sembrerebbe che arriva solo Sirigu. Tra Raspadori, Simeone e Navas è un punto interrogativo. Se arrivano sarebbe un buon Napoli, perché io prima ti ho fatto una domanda chi era il top e il flop, perché? Perché se vedi bene i giocatori che prendiamo sono proprio quelli flop che mancano, dei sostituti dei flop, quindi andrebbe bene Raspadori e Simeone, anche se io a centrocampo li posterei con Sataslai, come si chiama il giocatore, mi piace tantissimo Sataslai, ma il punto sta, no? Che io vedo questa squadra fatta così sulla carta, ma poi dobbiamo vedere sempre in campo come risponde la squadra. Certo, è ovvio. E tra l'altro domenica comincia il campionato. No, io vincerò il campionato non penso, però non è inferiore alla Juve. Comincia, non vince, Juve... Comincia. Sì, il campionato comincia, ho detto domenica. Ho capito che non Sì, ho capito che comincia domenica, quello deve arrivare nessuno di questi. Ho capito, quello sto dicendo. Speriamo che arrivino. Speriamo. Allora non possiamo fare il Napoli è più forte, se arrivano questi qua più forti, di mettere i punti interrogativo, ok? Comunque ti saluto. Va bene, l'abbiamo messo per il punto di domanda. L'isola dei famosi è finita. Ok, ciao. Ciao Edoardo. Ciao, grazie, troppo buono. Allora, il mercato non è la vittoria del campionato, dice Enzo. Pietro Antonucci chiede di De Paul, forte, Federico De Paul, se vuoi un parere. Se poi dici che il Napoli lo possa prendere, non c'è nulla in questo momento. Allora, comunque, senza Fabian perdiamo altri 5-6 gol da fuori. Arriviamo a 50 gol, chiede Mare Chiaro, questo amico. Per Raspadori al massimo 25 milioni. Come fa il Napoli a cascarci? Mi fa strano. Christian, sono della stessa idea, non sui 25 milioni, ma sul fatto che il costo del cartellino per Raspadori è davvero molto elevato. E ti spiego anche perché. Perché credo che il Napoli sia stato in un certo qual modo preso un po' per la gola. Nel senso che il Napoli ha perso troppe opportunità, ha ceduto anche Koulibaly e di conseguenza adesso sta cercando ovviamente una soluzione che possa
come dire, accontentare un po' la piazza e rilanciare un po' l'umore di Luciano Spalletti. Quindi io credo che ci sia anche questo aspetto da tenere in considerazione. Nandez è centrocampista, dice Mare Chiaro. A noi ci ha fatto gol, dice quest'altro amico che si chiama Giovanni. Ma noi andiamo al telefono. Marco, pronto? Ciao Ciro, buongiorno. Ciao Marco. Ciao. Senti, io volevo rispondere a quel signore che ha chiamato prima, che ha detto che i giocatori non hanno, diciamo, firmato all'offerta che ha fatto il Napoli. Sì, Dovevo fare una domanda su due è vero. Ma se un Koulibaly, un top player come Koulibaly che prende 6 milioni all'anno, come fa a firmare un contratto, un rinnovo dimezzato a 3 milioni e mezzo all'anno? Mertens. Però poi alla fine gliel'hanno offerti 6 milioni. Firmare 2 milioni e mezzo all'anno. Stavo dicendo che alla fine gliel'hanno offerti a Koulibaly 6 milioni e mezzo all'anno, come hanno offerto 2,4 a Mertens. Ah, vabbè, ma i 6 milioni e mezzo all'anno a Koulibaly, i 6 milioni all'anno a Koulibaly sono stati offerti quando già si sapeva le visite mediche col Chelsea. No, proprio le visite mediche col Chelsea non si sapevano ancora, però era vicino. Tu ci credi che De Laurentiis voleva dare 6 milioni all'anno a Koulibaly? Tu ci credi? Una domanda a Devo essere sincero o diplomatico, amico mio? No, sincero, ti voglio sincero. Non ci credi? Allora, ma non solo te, tutti i napoletani non ci credono, perché l'offerta che gli ha fatto Koulibaly è arrivata, si sapeva che doveva andare a fare le visite 2 giorni prima. Mertens ha detto che lui voleva rinnovare, è andato a casa sua. Un come Mertens si può mai dimezzare lo stipendio per un anno, l'ultimo anno. E poi io dico no, Mertens ha fatto la storia a Napoli, è stato 10 anni a Napoli, ha fatto i record. Il sacrificio per l'ultimo anno, io penso che uno come Mertens si poteva fare. Mertens va grande in un campionato. Risolvere nel secondo tempo. Quando è partita sai Marco, nel secondo tempo? Sai Marco, se tu al posto di Dries Mertens prendi uno come, io per esempio avrei preso anche De Lofeu, ma prendi uno come Raspadori, io dico che forse il Napoli da questo punto di vista ha fatto bene, perché prende un calciatore forte e lo porta a casa, giovane, non un calciatore eventualmente all'ultimo anno di contratto, perché poi alla fine quella era la volontà, cioè tenerlo ancora soltanto per un solo anno di contratto e non andare oltre. Quindi io credo che per quanto concerne la trattativa, un giocatore anche di esperienza, un giocatore nello spogliatoio, Mertens è importante, almeno l'ultimo anno, degnamente, chiude la storia a Napoli degnamente. Io penso che un giocatore come Mertens lo sponsor per l'ultimo anno, è un anno di contratto. Non dico che doveva dare 4 milioni, ma penso che 3 milioni è la stessa cifra che prende al Galatasaray glielo poteva dare. E almeno poi sai che cos'è, Ciro? Io non vedo programmazione di questa sfida. Siamo arrivati a 4 giorni dal campionato che non sappiamo ancora chi è il portiere. Cioè, anche questo è un problema. Psicologicamente non sta più, paura in porta, si vede, fa gli errori. Perché psicologicamente non è tranquillo, Menetti. E l'abbiamo perso. C'era qualche problema per quanto concerne il collegamento con il nostro amico ed effettivamente è caduto proprio all'ultimo momento. Allora andiamo a vedere se ci sono altri messaggi che proviamo a leggere sul nostro canale YouTube. Vediamo. Allora, 40 milioni per Raspadori sono troppi, dice Paolo Capasso, sono d'accordo con te. Da Simeone, Raspadori, Navas e Barak Lo Celso, altrimenti mercato da 4. E allora mi sa che questo mercato quest'anno si avvicina molto a questo voto, secondo il nostro amico. A tua difesa, dice Nandez, è una specie di Gargano e Allan, più duttile magari venisse se quello dei primi anni a Cagliari è fatto per Napoli. Ecco, e sono
Sono d'accordo. Jenny Lopez dice lasciate lavorare Giuntoli. Ancora Giacomino ieri ha giocato male, è vero, ha giocato una brutta partita con il Sassuolo in Coppa Italia, tra l'altro il Sassuolo che ha perso pesantemente ieri nella gara di Coppa Italia. Ancora, la Roma è la sorpresa di quest'anno, già in forma rispetto a tutte le altre, dice Paolo Capasso. E ragazzi, qui però in questo modo mi sfruguliate, come si suol dire, in quanto lo sapete bene, vi ho sempre detto che per me la Roma in questo momento è più forte del Napoli. Poi se dovessero arrivare i calciatori che si sta dicendo, quindi Raspadori, Simeone, piuttosto che un portiere forte, sono pronto a dire il contrario, e quindi che il Napoli si è rinforzato e che è pronto per fare male anche in questa stagione. Ma io in questo momento specifico credo che la Roma sia più forte del Napoli. Allora, Faber GT dice Nandez ha giocato o intorno o alto a destra, o interno o alto a destra, davanti alla difesa mai, magari lo può fare, ma con Anghissà e Lobotka quando gioca come alternativa di Anghissà. E questo è il punto, il ragionamento che facevo in precedenza. Kvaratskhelia con Raspadori, Osimhen e Politano, attacco stellare, sono d'accordo, ci aggiungerei anche Lozano, però non credo che possano giocare tutti insieme. A centrocampo dice questo amico che si firma GVNG SHITBB, un codice fiscale forse. Ragazzi, a centrocampo serve uno che segna e punta la porta, con Nandez, Anghissà e Lobotka chi segna? Zelinski. Segna Piotr Zelinski. Raspadori, e non Raspadoni, Raspadori ieri ha giocato male, secondo me l'ha fatto apposta per venire a Napoli, ma io lo faccio apposta. E coda al telefono, c'è Giovanni, pronto? Sì, pronto? Ciao Giovanni. Pronto? Sì, ti sento Giovanni, sentimi dal telefono, no, non dal televisore. Anch'io, c'è un ritorno comunque sento anch'io. Intanto buonasera a te e a tutti gli spettatori. Niente, noi siamo preoccupati, ma dobbiamo esserlo nella misura giusta, perché se vanno avanti questi progetti di acquisizione avremo una squadra interessante. Tra l'altro io vivendo a nord, io ho un ritorno enorme comunque, e vivendo a nord seguo naturalmente anche le televisioni locali e devo dire che ce ne sono 2 o 3 in chiave spartana, le quali sono molto preoccupate per Milan, Juventus e Inter, le quali anche loro hanno le loro problematiche che non mettono in chiaro, vabbè, perché è inutile parlare delle negatività. Io direi piuttosto, come dicevi tu, la Roma è secondo me la gazzella da guardare, perché ha degli uomini forti, dei ragazzi incentivati e sicuramente Mourinho è quello che è, non sarà simpatico, però dobbiamo riconoscergli che ha delle grandi capacità. Quindi vorrei a te un parere, perché se no faccio il monologo, su questa Roma, che mi passa di aver capito che ti piace, e poi non ti dico quello che ho sentito di Allegri, che lo vogliono tirare a calci nel sedere. Io seguo uno juventino che ha un canale suo, ma insomma ha fatto una lettera al dottor Elkan, insomma sono molto preoccupati. Quindi se sono preoccupati loro possiamo essere molto meno noi. La verità, voglio un tuo parere per favore sulla Roma. Sì, ti rispondo subitissimo Giovanni. Allora, per quanto riguarda la Roma ti dico che per me la Roma ovviamente ha una garanzia, che è seduta in panchina e si chiama José Mourinho. José Mourinho è un allenatore e forse l'allenatore più importante e sedendo su quella panchina già dà ovviamente un vantaggio alla formazione giallorossa, che si è rinforzata sul mercato, che ha preso calciatori importanti, che ha preso Wijnaldum, che ha preso là davanti Paolo Dybala. È diventata una squadra forte la Roma. Lo era già per me senza Wijnaldum, avendo preso anche Matic. E invece con Giorgino Wijnaldum mette davvero a posto il centrocampo ancora in maniera più forte e più veemente. Là davanti ha dei giocatori del calibro di Zaniolo,
Pellegrini, Dybala e Abraham. Quindi è una rosa davvero molto molto forte. Io credo che in questo momento specifico la Roma sia superiore al Napoli sicuramente, di conseguenza spinge il Napoli fuori dalla lotta Champions, perché al di là di quello che dicevi e della Juventus, delle risatine di Allegri in panchina quando la Juventus stava perdendo, comunque la Juventus si è rinforzata lo stesso, anche perdendo in questo momento Pogba per infortunio, Szczesny per 20 giorni per infortunio, ritrovando, anzi acquistando un giocatore come Angel Di Maria, perdendo anche Morata che è andato via oltre a Dybala, però credo al tempo stesso, oltre che Giorgio Chiellini là dietro, però ha preso Bremer che è un tassello davvero molto importante per la difesa. Io credo che la Juventus all'interno delle 4 di Champions c'è. Per i primi 2 posti io vedo le 2 milanesi, con Inter e Milan che si contenderanno ancora una volta lo scudetto, ma questa volta con l'Inter davanti al Milan. Milan che è stato un pochino fortunato nel finale di stagione scorso, perché complice i risultati negativi del Napoli, ma anche la sconfitta di Bologna dell'Inter quando Radu combinò quel pasticcio, vinse appunto lo scudetto. Quindi credo però quest'anno che il Milan possa stare un tassello dietro la formazione allenata da Simone Inzaghi. Senti al telefono però Giovanni. Quindi credo però quest'anno che il Milan possa stare un tassello dietro. Giovanni, devi sentire dal telefono. Lo abbiamo perso Giovanni. Andiamo avanti, andiamo a vedere qualche altro messaggio. Oggi puntata divertente, Manu? Ci stiamo divertendo. Allora, nessun problema abbiamo avuto quest'oggi. Che fine ha fatto Zelinski? Dice Christian Daudia. Beh, che fine ha fatto? È nella rosa del Napoli, si sta allenando, cerca ovviamente di mettersi a disposizione per trovare poi una quadratura del cerchio e un posto ovviamente in campo. CN25, abbiamo aumentato di un numero, ma siamo 24 però, non 25. Secondo me giocherà molto Zelinski nei 2 di centrocampo, non penso, caro Marechiaro, che possa giocare lui nei 2 di centrocampo, tranne ovviamente le evenienze, nel calcio si sa, mai nulla è dato per scontato. Salvatore Ciardi dice ADL punta ai primi 4 posti e se Spalletti non dice che per lui va bene, ADL dovrà fare altro. Raspadori 40 milioni sono troppi, mi sarei tenuto Mertens dandogli 3,5, affiancandogli un giovane, e io torno al telefono perché c'è Stefano. Pronto Stefano? Pronto, mi sente? Sì, la sento. Prego. Io, Manu, oggi resto allibito, Manu. Io non so se era un'interferenza o era qualcosa di meccanico che è stato messo vicino alla cornetta. Oggi impazzisco, sto impazzendo oggi, sul serio, caro Emanuele. Mancano 5 minuti per fortuna a questa diretta di oggi, poi ovviamente spazio al calciomercato questa sera. Allora, allora stasera c'è il calciomercato, speciale calciomercato con Bruno Galvan. Domani mattina nuovamente la rassegna, ci ritroviamo col sottoscritto ancora per il filo diretto di domani pomeriggio. Torniamo al telefono, Simone, pronto? Sì, pronto Ciro, ciao. Ciao Simone. Sì, senti una cosa, siccome io leggendo sui social continuo a vedere che Mertens viene trattato un po' come il poverino che è stato cacciato da Napoli, no? Si può dire obiettivamente che è andato via da Napoli per una questione economica e non per scelte di Spalletti o della società? Secondo te? Si può dire sì, perché Mertens non è stato cacciato da Napoli, cioè in pratica Mertens, per come sono andate le cose, ha ricevuto un'offerta iniziale da 1,8 milioni,
salita a 2, portata a 2,4 e rifiutata dal calciatore. Quindi alla fine il Napoli il suo l'ha fatto. Poi è normale che da imprenditore De Laurentiis dice se va via un giocatore come Mertens perché rifiuta 2,4 milioni, allora io provo a prendere un calciatore differente, magari più giovane come Raspadori, e più o meno è vero che pago il cartellino, ma gli do una cifra che è anche più bassa e che poi può consentire nel tempo una crescita. Dries Mertens ormai alla soglia dei 35 anni, o meglio ai 35 anni, era ormai cosa fatta, ormai non era in pratica, secondo me, più un giocatore da Napoli. Ci poteva stare se avesse accettato le condizioni di De Laurentiis. Ma infatti io dicevo, siccome molti dicono invece che sono stati per scelta tecnica, però io dico, se fosse stata una questione tecnica, no? La famosa email, quella che è stata data in pasto ai giornali, sarebbe stata diversa dall'entourage di Mertens, cioè avrebbero potuto scrivere qualcosa tipo, non so, il nostro assistito, non sentendosi al centro del progetto tecnico, declina qualsiasi tipo di contrattazione economica. Perché io dico, invece loro hanno fatto una richiesta economica, quindi se Napoli avesse accettato quelle condizioni, Mertens avrebbe firmato fino a prova contraria, no? È tutto qui. Certo. Per questo dico, prima di dire sempre dare la colpa a qualcuno, è stata una scelta di Mertens, è tutto qui, senza dare colpa né alla società né tantomeno a Spalletti, il resto è storia, diciamo. Sì, bravissimo. Poi l'ultima cosa, poi ti saluto, anche per quanto riguarda Raspadori, 25, 30, 40, quelli che sono i milioni, alla fine sappiamo benissimo come funzionano certe cose. Se il calciatore lo vuoi, devi cercare di prenderlo alle condizioni più favorevoli, però se le condizioni più favorevoli sono 30-35 milioni, secondo me Raspadori, visto il prospetto che ha 22 anni, è sempre un giocatore che tra 4-5 anni può sempre recuperare qualcosa, e quindi per me ancora sono condizioni accettabili. Tra un anno, secondo me, è facile che te ne chiedano 50, perché probabilmente sarà il giocatore di punta del Sassuolo. Tutto qui. Sì, esatto, Ciao, sono d'accordissimo. Buona serata. Grazie Simone, grazie. E allora voglio leggere ancora gli ultimi messaggi, un altro paio di messaggi prima di chiudere la nostra diretta di oggi. Pronto, ovviamente, vediamo qualche altro messaggio. Allora, Osimhen ha preso le giuste misure, questo non ho capito a che cosa si riferisce. Poi Faber GT dice credo proprio che in caso di ritorno al 4-2-3-1 Fabian non verrà sostituito. Sono d'accordo anche io. Poi la Roma sarà la sorpresa, perché il tecnico della Roma non ha fatto come ha fatto col Manchester United, Chelsea e Tottenham, rovinerà tutto, dice questo amico. Allora poi Raspadori, Simeone, tutto nelle mani di Giuntoli, Barak per Fabian, Gebrostrino con una faccia con le mani impaurita. Ancora un ragazzo ha detto Dombele, quello sì, tanta roba, ma Dombele non è un giocatore che il Napoli sta trattando. Vendiamo Osimhen e prendiamo Dio dal Modena, fortissimo. Cristian Ferraro, mi lascia perplesso questo messaggio. Vendere Osimhen per prendere Dio dal Modena, ragazzi, e poi cosa si fa? Dio magari eventualmente lo prendi, lo metti come vice Osimhen e poi si vede. Però andiamo a vedere qualche altro messaggio. Siamo liberi perché Petagna se ne va. Ancora il dopo Fabian, mi piace il nome di Szoboszlai dell'Ipsia, una buona alternativa. E allora sono le 17, io voglio ringraziare Emanuele Bernaldo in cabina di regia, preciso e puntuale come sempre. Un ringraziamento da Ciro Novellino. Restate sintonizzati su Calcionapoli 24 TV per tutti gli appuntamenti di oggi. Non è finita qui, perché questa sera alle ore 20 c'è il calciomercato, lo speciale calciomercato con Bruno Galvan, con il sottoscritto. Ci rivediamo domani, ma salutiamo però Beniamino che era collegato. Ciao Beniamino, richiamaci domani, ore 16 riparte il filo diretto con il sottoscritto. A domani, ciao!